Eccoci qua, come vedete siamo di nuovo all'interno di questo museo del carretto siciliano. Non poteva essere altrimenti il mio abbigliamento, perché è d'obbligo fare da pandan con questo meraviglioso ambiente. Allora, carretto siciliano, parliamo di questo mezzo di locomozione, di trasporto, scusate la gaffe, ma non tutti sanno che, come le macchine di oggi, ai tempi i carretti avevano le targhe. Ma questa cosa chi ce la può spiegare? Solo il nostro grandissimo signor Giovanni Virgadavola. Buonasera signor Giovanni. Allora, iniziamo con la seconda parte di questa puntata. Abbiamo raccontato dei carretti, mezzi di trasporto, ma qua vedo un'infinità di cose. Sì. Il Ministero dei Trasporti si occupava di munire il carretto con la targa, il bollo annuale, la revisione di cerchione, asse e freno. Quindi come le macchine oggi. Perfetto, tutto documentato, i catarri frangenti e il lume. Sotto il lume sotto per la... Sì. Per niente, allora la carrozza avanzava, veniva la luce, era per far sapere, perché caccio sogno io, non era per avere vedere la strada, era quello che attraversava il carretto, vedeva quella che era lucina, la carrozza, e vedeva la caccia in carretto. E sta e ci sono un sacco di targhe. Sì, tutte queste documentate. C'hanno pure il nome e cognome del proprietario. Nome, cognome e fu e OD, secondo se il padre lo dava ai figli. Quindi carretto. se era una cosa tramandata c'era fu o D. Sì. Sì. Questa è un'altra bella storia. Signor Virgadavola, io qua vedo una parete piena di cimeli, ma guarda, io mentre che raccoglieva certamente i carretti e a qualcuno si dice: ma capite, fotografia di carrette? Sì, ma arate che gli appiano è così, guarda, ho preso tutta questa parete, tutto fotografia d'epoca e foto, mentre che io certamente facevo il carrettiere o faceva le feste, mi metteva in morsa di fare vedere che cavallo aveva un cavallo parlante, Dollaro, che hai fame? Dollaro, ma che hai a mannescere? Era contento come io, e non mi rispondeva, capito? Quindi c'era un bel feeling con il suo cavallo, meraviglioso, perché lo vediamo dalle foto. Ricordo sempre il canto del carretto del signor Virgadavola, che è un volume fantastico per avere un pezzo della nostra storia in casa. Continuiamo, signor Virgadavola. Allora, io qua vedo un manifesto, l'ho visto l'altro giorno, di io sono una fan, amo Rosa. Amo Rosa. Senti che ti racconto questo. La tipota, una casa editrice, il regista Nello Correale mi ha voluto inserire di quel film. Sì. Quindi lei è stato anche un protagonista di questo film. L'emozione che mi ha voluto inserire della voce di Rosa. In questo film ci sono pure io. Quindi parliamo di Rosa Balistreri, in questo caso Sicilia Cunta. Sì. E lei quindi l'ha conosciuta? Dico le stesse con l'emozione, che quello che ho detto al regista Nello Correale lo dico a voi. Certo. Allora mi parla di Rosa Balistreri, vabbè. Rosa Balistreri, eravamo a Caltanissetta, che c'era Natale in piazza. Allora dice: oh, Rosa Balistreri, a Vittoria aveva venuto Rosa Balistreri, sai? E allora io, come è, disse: guardiamo i nostri telespettatori. Serrò, ci avvicinaio, chiavo a sentire una poesia. Vediamo, c'è questa poesia, piglia mi fa così. A tuo figlio di buttare, ce la fai? Perché lei era fantastica, sì, parlava come un mascolazzo, parlava. Ma era una donna meravigliosa. Meravigliosa, allora va bene. E con queste parole mi sono stato inserito a raccontare qualcosa su Rosa Balistreri, che l'ho conosciuto. Ho avuto questa fortuna. È stato fortunato. Io, guardi, darei
Poi lo stesso regista mi tramanda Anima, Sicilia Anima, e mi fa il cortometraggio di 20 minuti, 25 minuti. Sicilia Anima, tutto io, come oggi fate voi, così quello. Poi, vabbè, questo è un'altra cosa, però me ne avanto che no, li deve raccontare perché comunque sono esperienze. Unificò il Toro di Wall Street, sì, e Sicilia Anima unificò tutto il disco, un disco, prima Cecchino o prima io, siamo insieme. Arturo Di Modica. Ma così. Quindi abbiamo qua un grandissimo artista, E continuiamo la carrellata. Sì. Qua nel frattempo vediamo c'è questo una piccolo bottega, sì, una bottega. Questa è una bottega. Sì, una bottega per aggiustare le ruote. Quindi infatti vediamo i ferri, sì, vediamo queste cosine qua tutte ricamate, tutte belle. Questo è un carretto. E questo iniziamo col primo carretto alle 3 di notte. Questo andava per le vigne e vino, andare a caricare il vino alle 3 di notte partia. La cosa che adoro è l'acqua, perché non tutti hanno le ruote, hanno. Beh, qualcuno è liscio, sì. E quindi partia e andare a lavorare in vigna. Sì. Vittoria, la mamma dell'uva, diciamo così, uva da vino, perché il famoso cerasuolo di Vittoria. Il cerasuolo di Vittoria. Quindi. E qui non è che il cerasuolo di Vittoria, guarda, è stato nasciva ieri, capisci? Che c'è nella placa Mesopotamia si produceva anche il cerasuolo, perché Vittoria non era nata e quindi era solo il cerasuolo. Quindi già il vino c'era prima di Vittoria, esatto. Poi è stata con documento. Poi è stata Maria Vittoria a farne Vittoria Colonna. Vittoria Colonna, scusa, a farne di Vittoria è stata brava. Un appiazzamento di vigna. Riconosciuta in tutto il mondo, sì, col suo cerasuolo di Vittoria. Allora, qui vediamo un po', questi che cosa sono? Queste sono delle foto d'epoca, di dedichi, e poi ci sono dei reciti che io recito. Ora lo ascoltiamo. A un certo punto caccia quando mi sapevano arrestando. No, ovviamente scherza il nostro Giovanni Vergalà. E quindi qui sono con mio padre, io. Questo è il suo carretto? Sì, i primi sfilati, i primi abbardamenti per fare i sfilati alla Sagra dell'Uva. Oggi la Sagra dell'Uva. Guarda che bello questa che vuoi? Caprente. Dice, ringraziamo a Bottista che non ti farà lavare un letto, non ti farà lavare un pane, è sempre povero, non ti farà lavare un popolo, è sempre perso per sempre. E invece di questa azione di conservazione, divulgazione e animazione costante affinché la nostra prima lingua non ci venga rubata, siamo tutti debitori anche a Giovanni Virgadavola, e non lo devo ringraziare, a questo prezioso uomo che era senatore Gianni Battaglia. Allora, io mi fermo qua perché è proprio questo il momento che io voglio fare un invito a tutti i nostri politici e a tutti i politici del territorio. Avete una grande fortuna a Vittoria, il signor Giovanni Virgadavola. Io penso che questo luogo debba essere valorizzato, e debba essere valorizzato anche investendo un po', perché questo luogo, che è patrimonio immateriale dell'umanità, voi vittoriesi dovete tenerlo caro e valorizzarlo. Questo è un mio appello che faccio da ospite e da turista, da ospite, che chi viene qua veramente trova un pezzo di Sicilia. E se non fosse stato per il signor Virgadavola che ha fatto questo lavoro da folle, investendo possibilmente anche molte risorse, perché non c'è bisogno che si dice, ma si capisce tutto questo lavoro che c'è. Io penso che
e sono certa che l'amministrazione di Vittoria saprà valorizzare tanto questo luogo. Soprattutto, mi permetto, il buon Mario sarà d'accordo con me, soprattutto con l'illuminazione. E voi amministrazione possibilmente capirete quello che io stia dicendo. Siamo di norma mia, l'amore mio secco, oggi facciamo ogni cadenza mia, siamo di norma mia, l'amore mio secco. La 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 Torniamo a noi, ho fatto una piccola premessa. Allora, continuiamo questa carrellata, quindi di foto, e arriviamo a queste cose qua. Intanto iniziamo a vedere anche tutti questi carretti, quindi iniziamo la carrellata di tutti i carretti. Infatti si diceva non tutti sono dipinti, tipo questo qua, questo, ce ne sono di vari tipi e vari modelli. Questo è l'aratro. Altre storie. Raccontiamole un po'. Di Cristoforo Colombo a Napoleone, battaglia di Garibaldi, l'incontro di Garibaldi, la pietosa storia di Genoveffa e poi Cristoforo Colombo, lo sbarco, il ritorno di Colombo. E se vuoi guarda, adesso inquadriamo questo carretto, perché? Questo è Cleopatra incorona Giulio Cesare, mette nel suo capo una corona d'oro. Nelle sponde c'è la storia che adesso vediamo, perché come abbiamo detto, come ha detto il signor Giovanni, ogni carretto è un libro, quindi attraverso i disegni che ha il carretto sono storie che si raccontano. È un libro aperto pieno di insegnamenti e con le sue immagini figurative, guarda. Un'altra cosa importante, guarda quel carretto con le sedie. Quando andavano, qui si stellava il lunedì di Pasqua o il lunedì di San Giovanni a mare, se ci mettevano i sedie e i mosuri si assettavano dei seggi. Quindi per la festa? No, per andare in campagna a divertirsi. Qui San Giovanni. È San Giovanni come a San Gennaro di Napoli. San Giovanni qua è molto sentito. Come a San Giapechitto. Come a San Giacomo, noi per Caltagirone, certo. Questi sono dei locandine dei film che ho fatto e le foto mentre che lavorammo il film. Il backstage, certo. Il regista. Questo che film è? I cantastorie. Il regista Giampaolo Cugno mi istruisce so che aveva a dire perché non vuole io doppione, che c'è gli doppiano. Quindi a braccio lei è andato. E a braccio. Questi disegni che vediamo? Questi disegni, manca a dirlo, l'ho fatto io. Dall'inizio del mondo e poi la mamma di Maria Sant'Anna ci fa i capite e San Giaquino appuntito e sta lì, mamma e figlia, poi il fidanzamento di Giuseppe, poi l'annunziazione, poi i 3 re magi e a seguire fino a che finisce il passaggio. Sì, la natività. Continuiamo, comunque lei ha scoperto attraverso questa raccolta di essere anche un bravo pittore, giusto? Ecco, come ripeto, è stato proprio frequentando le 2 botteghe di Burritta e Leggio. Sai come dice il proverbio? Cucuzzu e pecamina, all'anno si mette a zoppicare. E io fu lo stesso, prese i pennelli in mano e come bene. E ne ha fatti dei lavori. A dipingere qualsiasi storia. Sì.
Ma io ho una mia curiosità, le sue figlie cosa dicono di lei? Oh, ma sono innamorati, ma che sta dicendo? Mia moglie, tutti, che c'è? Anche i miei fratelli, che prima mi dicevano, sì, perché se non vedi da noi via miseria, io accattavo carretta e mi dia in Ma che pazzo, ma che? però c'è di notte. Perché non volevano che accattava carretta e mi ha fatto unico e se porti carretta a casa ti bruciamo, tanto la sua ignoranza. Mamma mia, mi bruciavo. Oggi invece che siamo frate spennati. Sono orgogliosi. Sì, che mo frate. Sono orgogliosi. Tutta la settimana che le mai a caccia è stata, io, Vittoria Mercato, hanno stato qua. Perché è un orgoglio, perché è un orgoglio, anche perché sanno adesso la preziosità che ha. Queste invece? Questa sì, è una carrozzelle. Sì, una carrozzella dei piccerini, era piena, ma adesso 1, 13, era buona, e stai fuori, ha finito, ma che fa? Che ma pigliai io stesso. Per qualcun altro, se non ci fosse stato il signor Giovanni Vergadavola, questo pezzetto di storia, piccolo, 1930. non fosse stato qua e non avremmo visto come erano una volta le carrozzine. E c'è mancare un freno a mano, c'avevo il paraurso, Quindi era fatta a mo' di macchinina proprio. Era 500, Mi fa morire. Bellissimo. Ok, andiamo. Questa qua già iniziamo a vederla un po' in giro. Questo è un grandissimo aratro, signor Vergadavola, vero? Ma è enorme. Questo è l'aratro dei bue, guarda che aratro che c'è qua, con il gioco, uiugo. Per farlo spostare. Qua diciamo sempre, questi sono sempre disegni fatti da lei, vero? Sì. Allora, qua ci scusiamo con i nostri telespettatori perché la luce è un po' soffusa, ma va bene. Allora, qua invece l'arrivo di Rinaldo nella valle di Roncisvalle, la pietosa storia di Genoveffa, i 4 riquadri, Genoveffa in pericolo, Genoveffa abbandonata, Genoveffa ritrovata, Genoveffa al castello che il conte come la ritrova, la porta al castello, la veste, e tra chiama a Gola, che è stato il traditore di Genoveffa mentre i due erano a crociata, il Sigefrido era incrociata, poi tornava, dice, ma Genoveffa non è morta, e mentre l'aveva abbandonato nel bosco. Poi, ma come, morse, che morse, e invece? Poi il conte se ne a caccia, vede una cerva, la ferisce, la cerva se ne andava tutta una che c'era volato piccerino, perché Genoveffa era gravita di Sigefrido e a un certo punto è stata ritrovata, ma che viva se Genoveffa, e si è portata al castello. E allora il conte Sigefrido dice a Genoveffa, dacci la condanna che si merita questo vigliacco. E quella donna bella ci ha dato il perdono. Quindi? Però lui non lo accettò, andò nella torre più alta e se lasciò uire da no, che non posso vivere. Se lasciò uire e morse. E questa è la storia di Genoveffa di Brabante. Di Brabante, sì. Brabante. Qua vediamo tante sponde. E queste invece sono dei carrette demolite e io raccolgo. Sì, anche ma quanti disegni meravigliosi. No, che ha fatto, questi sono originali con i disegni. Infatti. Questo è in 800 con la pietosa storia Genoveffa, si vede e non si vede, infatti. No, peccato. queste sono tutto originali. Allora, adesso ci fermiamo qua, ci mettiamo sotto questa luce, mi segua, perché adesso lei ci deve raccontare una bella storia che non sappiamo, questo lo diciamo ai nostri telespettatori, cioè lo dico io ai nostri telespettatori, non so di che cosa adesso ci parla il signor Giovanni. Quindi, a lei la parola. Bene, allora questa poesia è una poesia quando l'uomo si doveva adattare a farsi capire tra l'uno e l'altro, insomma si preparava la vita per sapere vivere. A primavera vinne sciurute su nei campi, torna a Rontenedda di lontano
e l'armaluzze si cercano l'amante. Non c'è una uccello senza canto, la natura sui comandamenti. Svolazza a ridonta la ristucciata, tira lo cuoccio la frommocolata, a cicaletta fa la sua cantata. Per la campagna si sente una baiata, di mulo, di scecco una ragliata, di carrettiere che pensa la sua bella una cantata. Una madre, una ucciata, che chiama le sue figlie intalassata, ture, pepe, giuglie, patate che ci sono i malafruscole. A sera quando scura, la giornata, a Iardenedda già idea giuccata, l'ultimo tuo è una campanata, nesciata da rita importesata. Fatte la croce, l'avemmo riassonata, un quento di lossa e nella nottata. Da una casuzza nica sulla rina, dalla famigliula s'arremina, con amori, affanni e con la sua dozzina. Furria da l'omero parpaglione, l'omecco si formava lo tezzone, scola lo sale dentro cocozzone, come si vede che cangia la stagione. Quando era ceta la serata, uce calune, canta a piena uce, e uterone con la tortolidda sono aggeccate in dana ramestedda. Dormono tranquilli i passariedde, un merlo, piatto rosse, le storniedde, lo regegnuolo con le parraniedde. Rospe e lauruncia, lo pantano, cantano tutto a cuore, una canzone, c'è un'armonia in tala nostra giana. Un cucco che al giorno non ci vede, alla notte si sente volare, c'è una carmaria, si sente l'eco, si sente un canto da urpe e da cuopo, tutta andanata e una conigliata, spetta la mamma per la sua pappata, a mattinata canta a cucucciuta, si sente poi una carcarazziata, passa liscio la iatta frustata. Quando si lava la faccia la iatta, un tocco delle pieghe ti cippa, vuol dire che il tempo è nell'acqua. Un iaddo che ti canta fuori a tempo, attenta verdano che ti cancia lo vento. Formava del orologio la natura, l'uomo era così si controllava, tagliava analogia l'ologiale, e la luna quante volte si formava, un re d'oia denaro che annunciava chi. L'ultima stida e l'arba sbugliava. Questo sui valori di sto mondo e non sappiamo che stiamo cercando. Curammo un pianeta tonno, a noi che tutto stiamo danneggiando. Bontà che la natura eterno vive, l'uomo come una mosca, care e muore. O pane, o vino, a sacra Bibbia non è tavolino. Dio esiste eterno. L'uomo esiste in giorno, uomo che ti sente tutto dotto. Vedremo se ti fidi di fare carte con la morte, tutta colpa tua, uomo superbo, se l'universo perse l'equilibrio. Non fare lo rivale che la natura, contro lo muro tuzzi la quartara. E tanta generosa, e tu lo sai, ti runa tutto quello che tu vuoi. Creaste una sorgente con la mente e l'acqua te la vive sta fonte. Come Gesù vuole fare, sopra l'acqua camminare, ti mancano magari i miracoli di fare. Dio ne fece a terra, il cielo, lo sole, il mare, tante macce di frutto a suo tempo maturare. L'uomo ha un'invenzione canciare le stagioni, a danno la natura e di tutti i suoi valori. Diritto non si cura, da naso e della bocca l'ossigeno si leva, come se ste tesori di come le bannuna non fossero padrone, che ora va cercando, ma non li trova più. Scorre lo fiume senza vita, lo solietto, speriamo che ci spranza pepe ciuette. Morsono i mestieri del nosciuse, morse la ciocca che scovava l'ova. Chi sta qui a per te? Fare una furca, conosce la libertà. Bontà che la natura se ne fa, non ha bisogno dell'umanità. Quando erano profane, erano sapienti e avevano l'arte in tale mano. A pietra che sorure l'antagliava, a crita con le mani la tornava e con lo ligno l'uomo si innosciava, insetava macce e vite e remonnava. Che verazza a terra zappava e la natura il rinnovava quando le vadde la canna tagliava. A terra per pamanta lo verdano,
toccare si fa con la sua mano, semina lo frumento e nasce il pane. Canciavo l'uomo, cancia lo credo, cancia la sataritta per la torta, e a Sodoma e a Gomorra se me porte, torna alla croce, non se ne saccia delle tue peccate, pregalo Signore. Alunno la sua scuola fatte fare, vire che t'insegna l'universo di salvare. Grazie. E io aggiungo, lui è Giovanni Vergatavola, il poeta contadino. Allora, signor Vergatavola, abbiamo fatto un bel percorso di questo museo del carretto siciliano. Grazie. Abbiamo raccontato un po' la storia, un po' della vita contadina, della nostra identità, ma abbiamo anche accennato l'importanza dei contastorie, mi piace chiamarla in siciliano. Certo, contastorie, cantastorie e contastorie. Uno di questi sono io, che conto, non canto. Conta. Sì, conto. Cosa? Conto. Perfetto. Ai tempi i contastorie venivano usati, cioè c'erano, si chiamavano per annunciare una notizia oppure per raccontare un racconto, No, per intrattenimento. No, il cantastorie era libero, ciò che voleva fare faceva. Sentia una storia, ciò che aveva succeduto, si faceva il cartellone, si scriveva la storia e per dare questa notizia fresca di 2 o 3 anni è successo, e arrivava nei paesi, mentia un cartellone, perché di solito natura vuole, il canta o conta arrivava prima del pubblico. Quindi E è poi, come una sorta, comunque il teatro di oggi, neanche il teatro, perché comunque era in e forma. allora arrivava prima del pubblico, metteva il cartellone e poi dava l'annuncio per raccogliere il pubblico. Perché la gente che sapeva, Certo. sentiva la voce, oh, un cantastorie c'è. com'era questa? Come si Ecco, dice? bravo. Allora, come è, piglia ci faceva, genti avvicinati che vi faccio ascoltare una storia vera, di pianto e d'amore, a voi padri e madri di famiglia le ve l'ho dedicato, che per sposare le figlie contro lo volere, fino alla morte li fate arrivare. Questo era un vero cantastorie. Franco Trincale, che iniziava con questa litania e chiamava il pubblico, certo il pubblico, restare a bocca aperta, so che c'era quel cristiano buono. Una volta non c'era la televisione. Certo, la televisione è nata Quindi dopo. questa era una cosa importante, era un momento E una di volta calmo. veniva ascoltato tutti i momenti quando era presente, cantastorie, e partiva il pubblico, ma è così. Invece oggi, mentire se io ho toccato con mano, mentire se alla piazza e fare il cantastorie, fare ridere i cicale. Veramente? Ma certo, ma che sto stupido, però se dietro ordinazione, perché c'è un programma, ce n'è, allora va bene. Ma uno dice, beh, ora faccio un cantastorie e fare gli stessi... No, ma uno non te lo puoi Ma io penso neppure che sonnare. non tutti sono però così, perché io penso che c'è gente che ancora apprezza. Ma questo sì, però io sto dicendo il momento di andare in piazza, fare il cantastorie. Non è apprezzato. Se non lo sapevo, ora mi dico, ma chi sta a fare? Che fare? Dici magari è per pazzo di giù. Ma niente, che c'è? Invece dietro ordinazione, allora tutto fila. Si è informato il pubblico, c'è un cantastorie. Che ci vuole andare ci va, che non ci vuole andare niente. E negli eventi oggi il cantastorie e il puntastorie sono sì. cercati, cioè siete cercati, siete chiamati, cioè vi chiamano quando c'è un momento, adesso per dire arriva Natale, no? Quindi ci sono... certo, se fanno il programma, dice, beh, qua ci vuole i freschettari, ci vuole a Sampugna o Sampugnaro, e un cantastorie ci vuole mancare. Ci uniscono a questi 3 elementi
E insomma sì. Perché sa, così si rivive del Natale siciliano, giusto? Questa è Il la suo vita. rapporto con le scuole, con i bambini, perché io vedo un sacco di video suoi che comunque parla tanto ai bambini. Lei racconta a tutti i bambini che vengono Ma alle guarda, scuole. questa è una domanda speciale che io la devo scandire precise. Durante il film che ho fatto, I Cantastorie, c'è stato la Repubblica che ha fatto l'articolo e certamente io vado a leggere e dice il Cantastorie se l'ha mangiato la televisione, ma non è che si è mangiato solo il Cantastorie alla televisione, se ne ha mangiato. Comunque io dico, non sono, il giornale dice, non sono tutti d'accordo, il tenace Virgadavola dice, non è il cartellone che deve raccontare la storia, è l'anima, se ne sei capace. Quindi vado a scuola, i ragazzi mi sorridono, mi battono in mano, mi abbracciano. Ma io ho visto dei video che comunque pendono dalle sue labbra perché l'ascoltano. Questa è una cosa importante che lei comunque perché ce ne vogliono libri di storia, ma lei che rappresenta l'identità la racconta e quindi un conto è leggerla, un conto è ascoltarla. Certo. Crea più attenzione e il bambino assorbe. Ma specialmente quando racconto i Zeppinera uccello cucù, per Zeppinera uccello cucù, l'utarituri mo frate fu. E questa è una storia lunghissima, però io ce la racconto e i ragazzi alla fine lo posso abbracciare, Maria! Quindi un appello anche a tutte le scuole. Invece di magari, sono importanti i musei, è importante anche cantare nella natura, ma questa è il pezzo di storia che i bambini magari se la ricordano meglio, se la vengono a visitare e se vengono ad ascoltare il signor Virgadavola. Allora, signor Virgadavola, è stato un vero piacere stare con lei. Grazie. È stato un vero piacere stare qui dentro, perché qui dentro abbiamo respirato la Sicilia, quindi la nostra terra, Grazie. il nostro mare, la nostra cultura. E parliamo proprio di Sicilia, perché vogliamo concludere col signor il signor Virgadavola ci regala un cunto siciliano. Salviamo gli occhi, chi sta? Ene amo Sicilia. Lo lascio, io vi do la buonanotte e vi lascio a Giovanni Virgadavola. Pariemmo i patruna di sto mondo e come le denare ne coniammo, co vale 1000 e co vale una lira, co prea lo Signore migliorare. Speranza che da mondo non finisce per ogni uomo che nasce e cresce. Lo vero che il sole non ce n'esce e nello sud è tutto che finisce. Ma la mia terra è fatta di dignità e amore, dimmone non ci sono peccature. Come ti pare fai la dottrina o nascono solo a nord le cristiane? A sud tante belle creature, sua madre le cattau con dolore, mentienneci la fede in tale cuore. Però le condanna lo suo destino come le scecche che portano sedune. Onesto se ci nasce la natura, può diventare tu un malfattore, sa con un vento che ti sbatte l'ale. Sperammo che sto vento vota vela, nesce l'alunno dentro la sua scuola, cancia le sentimenti in tale cuore e Cristo trova le sue figlie ancora. Certo che sono giuste queste parole per ogni uomo che do pietta il cuore, ma non la dire il suo valore, la dire il Patraterno quanto vale. E noi che siamo figli di questa terra, nave bellezza e c'è un magno rinascita, siamo figli della Sicilia e tutti gli altri, chi partoriò mamate. Non ha bisogno di loggia e cornice, lo Patraterno lo fece sto quattro, e nella terra che possede lo sole, c'è lo stellato che è una bandiera, la sua cornice è acqua di mare e le sue frutte colore dell'oro. Nella lapa ci fa lo suo mere, la carcarazza ci fa lo suo nero, e nel giardino sta terra mia cara, come la madre la vogliamo bene, come le figlie ne runa lo pane.
tagliare in tuo primo quattro, Signore, terra d'appoggio, per venero mare, per le conquiste e per le sue avventure. Lo prima che sbarcà, venne di Troia e lo seconda lo potente Enea. Capisce lei questo canto d'eroi? Terra di vino, di sulfuro e sale, mano sapiente di uomini buone, mente scienziate, pittori e poeta, di cantastorie di ogni paese, senza domare no sorfori e cira, come fece Archimede a bruciare le navi, mienzo lo volovito e le carrue, sarvaglia la inessa e le puddare, unne la vacca mia, fanno lo latte, uomini saggi, fanno cosa cavallo e buona la ricotta. E della ciana di Vittoria lo vino c'era solo e lo so orto. Omero le cantavo queste frutte, valore della terra beneditte, e che ci fece a bacco uno sciovino, uvattiavo il re dei beviture, tutto ci fece all'uomo lo Signore, ci fece l'olio, ci fece lo sale, ci fece la macchia per fare lo pane, pure la vuglia per le corde intazzare, ci fece un cavallo, e ci fece le ali per trasportare la sua bella cuore, e della morte salvare volia, dello carcagno l'incanto c'avia. Maria fece un figlio come all'altro, che partorire diventò madre. C'erano detto delle vie cisterne, baiano a sire le cavaglie, scecche ferranti e le mule muredde, bella la razza cavallina, allevate da valle e camerina, vincevano le guerre le romane, che sotto Sodomino fu la prima. 3000 anni arriere, Sennio ad Atene, un paesano, un palio si svolgia da lontano, erano Ioca, di Pollo e Minerva, ritornò vincitore lo baiardo. Bella la vacca muricana, che era la patrona della stadda ecciana, come le francese ci finì, cacciata dell'ovespro siciliano, e a Palermo, che c'era con che loro. Che se ne fece, che c'era tanto pane, sdorrobarlo le zolfare e ci mancò pane e zolfatare. Bella la lana della pietra commessare e l'ortolano che raccoglie le sue frutte, arrivano al mercato un peccato in tovo dico. Lo mettetore che mette lo grano, che un tempo la Sicilia era il granaio di Roma. Bella la monsignora che mi fa lo pane e Mongepietro, che ci canta ancora, ci porta la sua musica a tutte pari. E lo Signore, che c'hai rannepire, che da sopra, iddo a tutte vire.
da Giovanni Verga d'Avola, grazie immensamente. Grazie.